È in corso un attacco alla laicità dei consultori e alla legge sull'aborto. Il grido d'allarme viene lanciato dalla storica esponente dell'UDI e del movimento femminile, anche dell'ANPI provinciale, presidente onoraria dell'Arci, Ester Vedova. L'intellettuale si riferisce a quello che definisce un attacco alle leggi 194, quella sull'aborto, e la legge 405 sui consultori femminili. Di fatto, dal governo Meloni è giunto l'ok alla Camera agli emendamenti al PNRR, tra questi la possibilità dei pro vita nei consultori. C'è un no secco delle opposizioni, la Schlein dice che è un attacco alla libertà delle donne ed Ester Vedova oggi ricorda le battaglie compiute anche ad Agrigento perché il consultorio rimanesse una entità per così dire laica e accompagna con una foto che la ritrae insieme ad alcune storiche esponenti del movimento femminista agrigentino, tra le quali le compiante Giusy Carreca e Caterina Santamaria, una forte dichiarazione che indirizza a Fratelli d'Italia. Giù le mani da aborto e consultori, dice Ester Vedova. Abbiamo combattuto per ottenere le leggi, ci volete fare tornare indietro di 50 anni. Basta, afferma, c'è bisogno di una nuova resistenza. E sulla foto conclude: ecco quando occupammo la direzione sanitaria dell'ospedale di Agrigento per fare applicare la 194 e ci riuscimmo. Chiamarono i carabinieri.